Il connubio uomo-cavallo è un connubio che va bene sia per l'uomo che per il cavallo. Credo che i cavalli stiano bene con gli uomini, ma soprattutto gli uomini stanno bene con i cavalli, anche le donne stanno bene con i cavalli, anche i bambini. Spesso ho notato, anche nel corso della frequentazione con i cavalli, che molti dolori vengono attutiti dall'amore per un animale, per un cavallo. Il fatto di poterlo montare, il fatto di poterlo accudire è stato per alcuni amici miei assolutamente terapeutico, e anch'io nel mio piccolo ogni tanto, quando magari mi viene una vena di malinconia, il fatto di passare nelle scuderie e di accarezzare un cavallo fa molto bene al cuore e all'anima. Prova ad andare in una scuderia, prova a vedere i cavalli. Per me, ad esempio, quando ero piccolina sono stati i film. Ad esempio penso a Spirit, no? Al cavallo selvaggio, penso a quel mondo meraviglioso che mi ha avvicinato, no? Attraverso la filmografia ai cavalli. E poi invece andarci proprio realmente, accarezzarli, capire come loro possono entrare in sintonia con voi. Quindi insomma andare nella natura e trovare i cavalli dentro la natura. Bisogna andarci dai cavalli, bisogna conoscerli, bisogna andare nelle scuderie, nei prati e andare da loro magari dandogli qualcosa da mangiare. Ecco, come lui, vedi? Ehi, mangione! Prova anche tu l'emozione del cavallo. Cerca il circolo FISE più vicino a te per vivere un'esperienza unica.